indipendentista e mi dice: da noi in Polinesia, nel corso di esercitazioni francesi e così via, avevano propagandato la bomba propria, cioè la bomba pulita, per cui esistono le bombe pulite. Questi sono della stessa serie che tutti gli armamentari da guerra sono dei giocattoli, per cui si permettono anche il lusso di andare in una sede sbagliata a reclamare continuità territoriale e altre cose dove non c'entra nulla. Quello che queste rivendicazioni le facciano nelle sedi istituzionali. Lì all'interno del poligono la loro presenza avrebbe dovuto avere tutt'altro senso. Questa è l'ennesima prova di quanto il popolo sardo sia rappresentato in modo debole e inadeguato. Bisogna ribadire il concetto, a mio avviso, che questo Stato è uno Stato illegale, cioè che viola la sua stessa Costituzione, perché con le esercitazioni di guerra nei nostri territori questo implica uno schieramento netto dell'Italia e della Sardegna forzatamente da una parte dei conflitti mediterranei, medio orientali e tutto questo in prospettiva di una guerra mondiale. La Trident non è una normale esercitazione, la Trident è una preparazione alla terza guerra mondiale più organizzata. Il fatto che trasportino armi, tutto lo scandalo che c'è stato, che sui nostri aerei c'è spazio per gli armamentari da guerra e non c'è spazio per i nostri cittadini, la dice lunga. Autorevole per presentarsi un po' alla pari quando ci sono i tavoli con le istituzioni dello Stato italiano, per cui o si esce da questa sudditanza, se no siamo costretti noi come popolo a mobilitarci. Quindi questa domanda lei dovrebbe porla al Presidente Pigliaru e a tutto il suo codazzo. Civile di Elmas è diventato il luogo dove si compiono delle illegalità e si mettono a repentaglio la sicurezza degli operatori e dei cittadini. Poi vengono autorizzate a livello nazionale dall'ENAC e autorizzate anche dal Ministero che possano transitare missili e bombe in un aeroporto civile. Questa è una grande illegalità. La seconda, ancora più grave, è che le nostre leggi dovrebbero ci impediscono di vendere armi a stati belligeranti che sono in guerra, e queste bombe e missili, si sa, sono destinate all'Arabia Saudita, che è in guerra, come abbiamo preso dalla stampa. Hanno distrutto scuole, hanno ammazzato delle persone in posalizio, hanno distrutto chiese, cioè hanno veramente fatto dei danni enormi alle persone civili, non ai militari. E i bambini che abbiamo visto alla televisione morti o distrutti nei loro corpi senza arti superiori e inferiori, queste bombe producono questi danni. Poi ci vantiamo anche che siamo il paese che abbiamo la più fiorente industria di arti artificiali, che produce arti artificiali, perché da un lato abbiamo la produzione di bombe e missili, qui in Sardegna, a Domusnova, quella fabbrica è stata riconvertita, anziché produrre esplosivi per le miniere, oggi è in mano una multinazionale tedesca che produce bombe e missili, quelli che abbiamo visto a Elmas. Per cui siamo all'ipocrisia totale. Guardare l'andamento della banca. Poi finiamo. Cerco di recuperare.
fatte in Sardegna, una vergogna che i sardi non si ribellino a questo sopruso. Sì, certo. Ciao tesoro. Altrimenti ti sbatto di continuo a fare. Ma tu c'hai già una base. Sono fermi però mandati allo sparaglio, oggi i loro figli o sono morti o si trovano in condizioni di salute pessime e non sono stati neanche rimborsati. Ecco come vengono trattati i nostri giovani dallo Stato italiano, dal Ministero della Difesa. Voi che state alle finestre, lo sappiamo che anche voi sentite il problema e che siete con noi. Siamo qui perché si continua ad usare ancora una volta questa terra come se fosse ci siete come noi. Siamo il popolo che abita questa terra da sempre, che è stato privato della sua sovranità sul proprio territorio. Siamo qui da sempre e vogliamo dire la nostra. E la nostra è che questa presenza così gravosa, così pesante nelle servitù militari non è più tollerata. Questa fase della nostra storia deve finire. Non possiamo più tollerare che la Sardegna sia ancora che sia l'unico posto in Europa. Cittadini, unitevi a questa manifestazione promossa dalla Tavola Sarda della Pace contro la mega esercitazione Trident che si tiene prevalentemente
cose drammatiche che la giunta regionale ha il dovere di esaminare, che ha il dovere di utilizzare i fondi comunitari 2014-2020, i fondi dello Stato, i fondi della stessa regione, per creare un'inversione totale di tendenza, un nuovo modello di sviluppo che valorizzi i prodotti del mondo rurale, il turismo, la pesca, l'artigianato e il commercio, e che ci avvia in un futuro di speranza e di cambiamento. Unitevi a noi. Nessuno da Roma verrà ad aiutarci a cambiare la Sardegna, ad invertire l'attuale tendenza drammatica che ci sta portando in un vicolo cieco. Il governo Renzi, il suo ministro Pinotti sono responsabili di aver permesso questa mega esercitazione Trident, sono responsabili del commercio illegale di armi prodotte nella fabbrica tedesca di Domostova, missili e bombe che sono passate per un aeroporto civile minacciando la sicurezza, la salute dei lavoratori e dei passeggeri. È una vergogna, vuol dire che loro possono fare quello che vogliono nella nostra terra, ma noi sardi abbiamo una nostra dignità. Esausin strantaggiusu, schiena dritta, vogliamo fuori tutta la dignità del nostro popolo, tiriamo fuori la costante resistenziale del nostro popolo per poter dire no a questo stato di cosa, e noi stessi prendiamo in mano il nostro destino e cambiamo le sorti della Sardegna. Ci vuole un sussulto di dignità. Io, ci dà un Sindi, informiamoci, non aspettiamo che siano i giornali e i media asserviti a Renzi al potere ad informarci. Regausi dannoso su informazione che si sremini, per capire che siamo calpestati e che siamo in una condizione di colonia interna dello Stato italiano. Vogliono continuare a creare disoccupazione, desertificazione, emigrazione, in modo che nel 2030, come ci hanno detto, invece di esserci 1.600.000 sardi siamo 1.300.000. Loro vorrebbero che fossimo 1.800.000 per poter così utilizzare con un indice di bassa popolazione il nostro territorio come una portaerei piazzata nel Mediterraneo a disposizione della NATO, dei guerrafondai, dell'industria bellica che sperimenta qui le sue armi e pagando anche per questa sperimentazione allo Stato italiano, che addirittura ci dà una manciata di posti di lavoro, di indennizi che poi paga anche in ritardo, che non fa niente per i soldati che sono stati colpiti dalle malattie belliche, soldati sardi mandati allo sparaglio nelle cosiddette guerre umanitarie che sono sempre disumane, e dietro lo striscione della tavola c'è lo striscione dei genitori di questi soldati morti o malati dalle malattie belliche. Chiedo alla stampa di verificare dietro lo striscione, qui ci sono le loro madri, i loro padri che piangono i loro figli, qui ci sono i padri e le madri che hanno i figli ammalati e che sono stati abbandonati dallo Stato italiano dopo averli utilizzati, sfruttati, mandati a mani nude di fronte all'uranio impoverito e le altre porcherie che usano in guerra, e sono colpiti da quelle che oggi si chiamano le malattie belliche. Questo è il volto vero dello Stato, altro che la pubblicità ingannevole che ci viene propinata nei media da loro pagati, prezzolati. Quelli che sono qui, è chiaro, sono tutti i migliori media che esistono al mondo, ma oltre di voi ci sono i peggiori media che invece disinformano la gente, che si fanno pagare per poter diffondere menzogne. Entra nell'esercito, c'è il tuo futuro, e il futuro in una sedia a rotelle, in una bara. Ecco, questa è la verità che voi, i migliori giornalisti del mondo, dovete raccontare ai sardi, all'Italia, all'Europa, nel Mediterraneo, nel mondo, persino su Marte se fosse necessario.
Marco Teolava ed è una manifestazione contro le servitù militari presenti nella nostra isola. Per il 70% delle servitù militari italiane. È un peso che non vogliamo più avere, perché impediscono il nostro. Questa manifestazione è promossa dalla Favola Sarda della Pace, che raccoglie 40 associazioni, comitati, enti e sindacati contro la mega esercitazione Friday che ha mobilitato E qui viene urlate che il grido che sale da questa ma noi popolo glielo ricordiamo. Pigliaro dove sei, fatti vedere, fatti sentire, sei nella tua torre, scendi giù a parlare con noi. Ti buttiamo giù! Ti buttiamo giù! L'ha fatto troppo bene! Ancora, Sanato, Sardinia, ancora, Sanato, Sardinia, ancora, Sanato, Sardinia, ancora, Sanato, Sardinia, ancora, Sanato. Con le scorie ci vogliono portare le scorie, poi ci vogliono trasformare in una immensa discarica. Adesso le servitù militari che fanno le loro prove, ma insomma come ci dobbiamo comportare noi sardi? Noi sardi non esistiamo più, non li vogliamo più noi questi interventi, voi questi nostri politici che ci vogliono trattare così, ci vogliono cancellare dalla faccia della terra, ma noi siamo sardi, siamo sardi e restiamo. Quando ci fermiamo, io sono venuta mio marito in macchina, stavo facendo e noi lo faccio Chiamiamo il popolo sordo all'insurrezione. No, come dice la pace di te, liberarsi è giusto. E non solo pacificazione.
Francesca Cagliari, bisogna riacquistare la responsabilità. Le encicliche ce le ho tutte, perché sono anche un comunista, gramsciano, antistalinista, sovranista e anche... No, quello no, non lo può parlare. Può parlare un po' di inglese e soprattutto... Siamo contenti che la nave militare turca si mette bella casino e non è causa poi. Di scendere per confrontarsi con il popolo della pace della Sardegna che si batte contro l'esercitazione trainante, contro le servitù militari.